Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. La puntata sarà una puntata interessantissima perché abbiamo ospite il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e poi nella seconda parte avremo l'infetologo Enzo Raisi. Quindi per primo saluto il Presidente Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera. Buonasera. Come va? Grazie. Beh, sarà una domanda di riserva, insomma siamo ancora nell'incubo, nel senso che siamo ancora in piena pandemia, però è pur vero che il fatto che quasi l'86%, anzi esattamente l'85,9% oggi dei veneti si siano vaccinati ci permette di avere oggi, a parità di contagi quotidiani rispetto all'anno scorso, ci permette di avere un quarto dei ricoverati. Questo è l'aspetto positivo, cioè i vaccini stanno funzionando, però dobbiamo dire ai cittadini di farsi velocemente la terza dose e chi ancora non ha fatto la prima dose di valutare fino in fondo di fare la prima dose. Allora, ovviamente questa puntata con lei parleremo anche del libro che sta avendo molto successo, però andiamo con ordine, Presidente. Abbiamo i dati della giornata odierna, come stanno andando le cose? Sì, direttore, guardi, i dati sono presto detti. Noi abbiamo 2.656 contagiati. 2.656 contagiati significa che siamo insomma a livelli alti, importanti. Pensi che l'anno scorso con 2.656 contagiati avevamo più di 2.000 persone in ospedale. Oggi ne abbiamo 670, delle quali 108 in terapia intensiva e l'80% di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati e il 55% di chi è ricoverato in zona non critica, in corsia, è non vaccinato. Vi ricordo però che i non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione, quindi avere l'80% che rappresenta il 15% della popolazione vuol dire che è un dato veramente importante. Fra l'altro c'è da dire che i non vaccinati ricoverati sono sostanzialmente giovani, dai 40 ai 60 anni. I vaccinati ricoverati in ospedale fondamentalmente sono più che altro grandi anziani, magari con comorbidità che hanno anche altre patologie. Ma senta Presidente, lei pensava, dopo 2 anni, con tutto l'impegno che ha messo, con tutto il suo staff, dalla Lanzarin, tutti i virologi, gli infettologi, che succedesse questo dopo 2 anni? Cioè tutti pensavamo il vaccino, ci avevano raccontato, il vaccino riuscirà a risolvere molti problemi, sì, ci dicevano potrà essere che comunque uno potrà prendere ugualmente il Covid, però il vaccino risolverà tutti i problemi. Bene, la Regione ha fatto un lavoro straordinario perché, come diceva lei prima nei numeri, l'86% delle persone vaccinate, davvero c'è anche un controllo molto preciso da parte delle aziende ospedaliere del nostro territorio, però alla fine ti accorgi che i numeri sono davvero preoccupanti. Se l'aspettava una cosa del genere? Ma, mi tocca dire un po' sì, visto che considerato, guardi, nel mio libro, dietro, lo faccio vedere solo per questo motivo, c'è proprio la frase, dice l'emergenza coronavirus non è per niente finita, siamo ancora in piena pandemia e gli indicatori non ci fanno dormire sonni tranquilli. Abbiamo parecchia strada da percorrere perché il pericolo del contagio continua ad essere grande. E poi, quindi l'ho scritto ancora 2 mesi fa anche in questo libro. Per dire cosa? Per dire che ci aspettavamo anche dagli indicatori, dalle storie a livello internazionale. Consideri che il mio riferimento per la programmazione in Veneto è sempre il paese, lo Stato di Israele, perché comunque loro hanno un minimo dai 6-9 mesi di anticipo su di noi, ce l'hanno dal punto di vista programmatorio, sono stati i primi a vaccinare e loro già si vedeva quest'estate, quando loro hanno iniziato la terza dose, si vedeva che stavano correndo con la terza dose per evitare diciamo, il picco di contagio e ci sono riusciti poi alla fine ed è esattamente quello che accadrà. Noi abbiamo una tranquillità, in mezzo a tutto questo casino c'è una tranquillità, il vaccino sta funzionando, abbiamo un quarto di ricoverati rispetto a quelli che potremmo avere senza vaccino, e questo è un dato positivo. Dall'altro bisogna chiedere ai cittadini, da un lato, di valutare fino in fondo di vaccinarsi e come altro aspetto di rispettare le regole, anche quello della protezione individuale, della mascherina, perché penso che questo sia fondamentale, perché la diffusione del virus passa attraverso, diciamo, l'aerosol, cioè il vaporacqueo che noi emettiamo nel parlare, nel respirare, e che se questo vaporacqueo veicola carica virale, perché una persona
magari può essere anche portatore sano, fra virgolette, no? Asintomatico, che non ha sintomi, riesce a infettare qualcun altro. Ecco, senta, proprio ieri sera, in virtù delle mascherine che lei ha appena citato, Bassetti, e oggi, anzi ieri l'ha scritto sulla Stampa, ha detto le mascherine all'aperto io non vedo il caso di renderle obbligatorie, ovviamente all'interno lui dice di sì, anzi la PP2 dice di mettere, dice invece di obbligare a mettere le mascherine obblighiamo a fare il vaccino a tutti, ovviamente invece l'altro Galli dice no, le mascherine sono importanti, anche lì c'è una diversità di veduta fra gli scienziati, però la domanda è obbligare tutti a fare il vaccino è proprio difficile secondo lei, Presidente? Ma guardi, parla con una persona che sostiene che l'obbligatorietà sia sbagliata, peraltro sono confortato anche da una relazione dell'OMS che ho letto, o delle CDC, adesso non ricordo, insomma da una fonte autorevole, stiamo parlando degli enti regolatori, delle istituzioni sanitarie mondiali, che dicono attenzione perché l'introduzione dell'obbligo vaccinale rischia di creare un muro contro un muro e quindi fa diventare una battaglia ancora più ideologica e quindi incentiva l'abbandono alla vaccinazione. Prova ne sia che noi, in presenza di volontarietà all'accesso vaccinale, abbiamo a livello nazionale anche regioni che hanno raggiunto il 90-91%. Noi siamo già all'86% di adesione, che è un'ottima adesione, ma dobbiamo crescere ancora di più. Poi le dirò anche una cosa, glielo dico come addetto ai lavori, se qualcuno si inventasse la volontarietà vaccinale, adesso evitiamo di dire che la Germania ha introdotto l'obbligo, perché vorrei anche capire cosa significhi poi l'obbligo per la Germania o l'Austria, visto e considerato che loro hanno dovuto probabilmente anche valutare questo perché la quantità di vaccinati è bassa e i danni si vedono. Però c'è da dire una cosa, l'obbligo vaccinale che cos'è? Cioè se il signor Rossi non si vuole vaccinare, verrà accompagnato con la forza pubblica alla vaccinazione, si farà un TSO? Cioè io direi di evitare di parlare di obbligo vaccinale senza qualificarlo, perché la verità poi è che in questo paese se si introducesse non si arriverà mai alla forza pubblica a far vaccinare la persona, io spero che non si arrivi a questo, ma soprattutto sarà ancora una volta purtroppo un finto obbligo, come accade sempre, perché lo vediamo nei bambini, c'è l'obbligo degli 11 vaccini nei bambini e ci sono genitori che non vaccinano i bambini. Non mi risulta che questi bambini vengano obbligati alla vaccinazione. Allora, l'obbligo vaccinale in un paese civile, secondo me, obbligo al 100% di dire tutti quelli che possono vaccinarsi devono vaccinarsi per legge, è impraticabile. Allora, magari quando trovate qualcuno che dice bisogna portare avanti l'obbligo vaccinale, dite, ma Zaia dice, tutto ciò premesso, ci volete dire come verrebbe concretizzato questo obbligo vaccinale? Perché poi io sono quello che deve fare i vaccini, no? Gli altri parlano, ma noi come regione dobbiamo fare i vaccini. Vorremmo capire che cos'è questo obbligo vaccinale. Certo. Senta, lei ha citato nel suo ultimo ragionamento due punti importanti. Il primo, i bambini. In questa ondata di ritorno del virus, i bambini diventano addirittura protagonisti, mentre l'anno scorso non lo erano in nessun caso, adesso sono loro i protagonisti che potrebbero infettare, uso un termine che non mi piace, ma purtroppo è questo, tutti noi. Ma senta, allora il fatto che possano essere dei vettori lo si sa, il fatto che se colpiti dal virus sia infinitesimale la possibilità di avere uno sviluppo di patologia importante lo si sa, a meno che non siano bimbi fragili. Dopodiché autorizzate le vaccinazioni sotto i 12 anni, dai 5 ai 12 anni, saranno esclusivamente i genitori a decidere se sarà il caso di fare la vaccinazione o no al proprio figlio. Si confronteranno con il medico di base, con il pediatra di libera scelta, insomma, con i loro interlocutori, diciamo, del mondo della sanità e decideranno. Io piuttosto direi che noi adulti dovremmo evitare di pensare che i bimbi debbano loro essere vaccinati per contribuire all'immunità di gregge, visto e considerato che abbiamo ancora tanti adulti, sono 656.000 in Veneto che non si sono vaccinati, quindi direi prima lo sforzo lo dobbiamo fare noi adulti se il problema è quello e dopo magari pensiamo ai bimbi. Dopodiché i bimbi giustamente rientrano in un progetto di piano di sanità pubblica e i genitori decideranno se vaccinarli o no. Io mi fermo qui, non sono uno scienziato, ho letto le riviste scientifiche, so cosa si dice dell'importanza della vaccinazione anche nei bimbi, però ho troppo rispetto e come si può dire anche
delicatezza nel trattare questo argomento che penso che sia fondamentale che i genitori si confrontino con i loro medici, le persone di fiducia. Senta, a proposito Presidente, sono arrivate delle lamentele ieri spesso, adesso potrei che leggere perché ce l'ho anche sul telefonino, che fanno fatica a dare risultato appunto del tampone, cioè sono oberati, addirittura un bambino, una mamma ha mandato, sono 4 giorni, 5 giorni che attendo, oggi doveva mandarlo a scuola, ha detto gli ho fatto un tampone rapido per avere il Green Pass per poter andare a scuola. E come mai c'è questa difficoltà? Perché sono tanti tamponi, per quale motivo? Ma le dico solo che l'anno scorso a dicembre facevamo 53.000 tamponi, ieri abbiamo fatto 138.000 tamponi, quindi noi siamo la regione che fa più tamponi in assoluto, ovviamente molecolari e antigenici. Voglio ricordare che il nostro potenziale di tamponi molecolari, tanto per evitare sempre le solite polemiche, quindi lo ridico in modo tale che chiunque possa dire, se ha coraggio, che non è vero. Il nostro potenziale oggi, stressando la macchina, facendo turni e tutto, non supera i 26-27 mila tamponi molecolari al giorno. Se ne facciamo 138.000 vuol dire che abbiamo avuto 138.000 nasi nei quali infilare il tampone, che se non avessero avuto il tampone antigenico non avrebbero mai fatto un test. Vi è chiaro questo? Certo. Perché 138.000 meno 27.000 è chiaro che più di 100.000 persone, anzi esattamente sono quasi 110.000 persone, 111.000 persone non avrebbero avuto il test. Quindi noi facciamo più test possibili immaginabili, perché comunque con un'alta prevalenza, cioè con un'alta circolazione del virus, va bene screenare la popolazione, però poi è ovvio che tipo la UL6, l'Euganea, va in difficoltà perché è una delle ULS che fa più tamponi, li deve processare, i ritardi ci sono, ma sono i ritardi di una macchina infernale che ci vede veramente impegnati. No, è chiaro. Io mi scuso con i cittadini che tribulano, se qualcuno ha delle segnalazioni ce le faccia con una telefonata, qualcosa. Noi a volte risolviamo dei casi, può anche accadere che ci sia un intoppo, che qualche tampone di qualche giorno prima venga dimenticato in quelli dei giorni successivi, ma capite che al mole sono 138.000 tamponi che, per quanto laboratorio sia, sono sempre movimentati manualmente, caricati manualmente, e codificati e lettura codice barre manualmente. Guardi, le leggo un messaggio di ieri, poi ne sono arrivati altri come email. Caro direttore Giorgio, magari mi scrive proprio, le leggo papale com'è, magari è una cazzata, ma se può interessare per un servizio, sto aspettando l'esito del molecolare fatto ad Albignasego a Giovanni, che è il figlio di questa signora, venerdì mattina, e non c'è ancora l'esito. Se chiami il numero verde per le info che c'è sul sito dell'US, il servizio non è attivo e ti dicono di chiamare il numero da mobile e quel numero non è attivo neppure quello. Sta di fatto che devo mandare a scuola Giovanni e non ho ancora il risultato del suo tampone. È uno dei tanti messaggi che sono arrivati ieri, appunto, ed è fatica a spiegare loro l'impegno di tutta la regione in merito, perché loro vogliono l'esito del proprio bambino, perché deve andare a scuola, insomma. Guardi, ha ragione da vendere questa cittadina, però è pur vero che il sistema è al collasso. Considerate poi che, diciamo, a coloro quei pochi che ancora sono convinti che è tutta una dittatura, che è tutta un'invenzione a livello nazionale e mondiale, che il virus non esiste o quant'altro. Peraltro oggi c'è una bella intervista di uno dei capi dei Novax, che è stato peraltro anche candidato sindaco a Conegliano nell'ultima tornata, faceva un sacco di manifestazioni, assemblee, sostenendo le teorie più strane. Si è beccato il Covid, è finito ovviamente in ospedale ad alti flussi d'ossigeno eccetera. Oggi fa un'intervista e consiglia a tutti di vaccinarsi, certo, perché dice: non avrei mai pensato che fosse così dura, e penso si sia fatto minimo 3 settimane di ospedale, minimo. Detto questo, se lei ha la cortesia, ma anche per entrare nel vivo, perché il fatto che mi si dica che il numero non risponde eccetera, se ha la cortesia di mandarmi questo messaggio di mandarlo al mio telefonino, e magari mi manda anche il numero del telefono della signora, la facciamo contattare e cerchiamo anche di capire, perché magari dietro a un disservizio magari si nasconde anche un problema organizzativo che magari non abbiamo contezza. Cioè, dicevo, siccome dicono che il virus non esiste, voglio ricordare che il virus non fa solo danni a chi si ammala, ma li fa a chi deve fare i test, i tamponi come in questo caso, e quindi perde la sua libertà perché è in attesa dell'esito, ma pensi ai tanti in ospedale
che non troveranno più posto, non troveranno più letti in ospedale, perché comunque la pressione ospedaliera si fa sentire. Cioè noi siamo impegnati con i vaccini. Oggi abbiamo fatto nelle ultime 24 ore 33.000 vaccini. Poi siamo impegnati con i tamponi, 130.000 tamponi, e siccome vaccini e tamponi non camminano da soli, ci vogliono sanitari, volontari, dipendenti dalla sanità a seguirli, significa che l'ospedale ovviamente va sotto stress, e a questo ci aggiungiamo 670 pazienti, dei quali 108 in terapia intensiva, che sono pazienti complicati. Ecco, Capite che è una guerra questa. Ecco, Presidente, in diretta gliel'ho mandato il messaggio, se lei guarda sul suo telefonino ora, io le ho mandato il messaggio che ho appena letto, e se vuole le mando anche il numero della signora, le mando questo. Sì, che mi ha attivato, mi mandi il numero della signora. Le mando il numero della signora, ecco, così ce l'ha già, così abbiamo fatto in diretta, non le ho raccontato, come dice, ho anche delle email ovviamente in merito a questa problematica, e se vuole le mando. Le mando tutto, poi le mando anche il numero della signora, perché ho visto che nel messaggio non c'è. Sì, le mando tutto, le mando proprio il numero di telefono della signora, che tra l'altro è una trevigiana perché è di Montebelluna, quindi non è meno, vive a Padova perché vive a Padova. Cosa pensa, visto che li ha citate dei Novax, di quei personaggi lì, cosa pensa? Ma guardi, io rispetto per le idee di tutti. Anche di chi non la pensa come me, è ovvio che io non faccio parte di quella categoria. Penso che loro abbiano diritto, addirittura arrivo a dire questo, a manifestare, perché chiunque in un paese democratico può manifestare le proprie idee. Lo devono fare nel rispetto delle regole, lo devono fare nel rispetto delle persone, e quindi civilmente, perché a volte vedo dei toni di aggressività che sono inutili, perché se tu protesti guardi anche queste immagini, no? Si sta protestando per il vaccino, si sta protestando per il Green Pass, vede una persona con la mascherina. Allora io dico, ma allora cioè, è la volontà di negare anche la pericolosità del virus a questo punto, perché Bassetti avrà detto che all'aperto la mascherina si può anche non valutare, ma in quella forma di assembramento penso che qualche problema ci possa essere. Allora io penso che sia doveroso rispettare le manifestazioni di tutti, però ci vuole anche rispetto, visto considerato che vedo che le aggressioni verbali non mancano. Ho visto cartelli nei quali c'era scritto: ma Zaia, dici che fine hai fatto fare all'insegnante di Mestre, all'insegnante Novax, che poi è stata ricoverata? Se qualcuno volesse andare a suonare il campanello troverà l'insegnante viva, che è stata curata in terapia intensiva all'ospedale all'Angelo a Mestre, perché altrimenti avrebbe avuto messa in seria pericolosità la propria vita. E poi anche tutto quello che sono quelle aggressioni che abbiamo visto a carico dei poliziotti a Trieste piuttosto che a Roma. Questo non è manifestare. Per il resto poi ognuno la pensa come vuole. Io non sono per l'obbligo vaccinale, però ripeto, le immagini parlano da sé, cioè portare la mascherina in un assembramento del genere vorrebbe dire almeno avere un minimo di rispetto per chi comunque ha paura per la propria salute. Invece no, perché alla fine di fondo c'è la volontà di dire, glielo dico io cosa si dice, che il virus è una semplice influenza, e peggio ancora c'è qualcuno che continua a dire che si può curare a casa. Ma è vero che si può curare a casa? Se lei prende 100 persone che si sono infettate, 95 le diranno: guarda, l'influenza non c'è nessun problema, mi sono curato a casa. Ma se ha la sfortuna di trovare le 5 persone che hanno dovuto andare in ospedale, le daranno a tutto un altro spaccato. E allora qual è la nostra preoccupazione? La nostra preoccupazione è che quei 5 rapportati ai 100 sono 5 se sono solo 100 contagiati, saranno 50 se sono 1000 contagiati, saranno 500 se sono 10.000 contagiati. Vi ricordo che noi facciamo già 2500 contagiati al giorno, ma 500 persone in ospedale significa cominciare a chiudere i rubinetti per gli screening oncologici, a chiudere i rubinetti per tutto quello che sono la chirurgia in elezione. Le do un dato, no? Se lei guarda, noi abbiamo quasi 30.000 persone dimesse in 22 mesi, cioè persone che sono entrate in ospedale, su oltre 500.000 contagiati. Se lei prende le 22.000 persone, le divide le 30.000 persone che sono state in ospedale, le divide per il numero dei medici che abbiamo, allora i medici che abbiamo di base sono, faccio un conto proprio della serva, 3.000. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ciò vuol dire che mediamente un medico in Veneto su 1500 mutuati, mediamente,
può aver avuto mediamente 10 persone che sono andate in ospedale. Cioè capisce che è la dimostrazione di quello che sto dicendo, che non sono tanti quelli che vanno in ospedale. Poi ci sono medici che hanno avuto 2 o 3 pazienti, altri che ne hanno avuto 15. Però il vero tema è che noi in ospedale ne abbiamo portati pochi rispetto ai contagiati. Ripeto, su 500.000 contagiati, in ospedale ce ne sono andati meno di 30.000. Questo ci dà una dimensione. Ciò vuol dire che in ospedale ci va un 7-8%. Guardi, le do in suo ragionamento le do perfettamente ragione e gli spiego perché, Presidente. Perché io che ero molto attento al Covid, pauroso del Covid, e negli uffici nostri facevo mettere l'alcol, sanificare tutti gli studi, quotidianamente i miei ragazzi li ho divisi per ufficio in redazione, ognuno il suo ufficio in modo tale, l'ho preso io. L'ho preso e l'ho fatto, anzi aggiungo così per darle ancora più sostanza al suo ragionamento, per scherzo, perché poi avevo un po' di raffreddore, così, ma niente di che, ma proprio 2 gocce. Al mattino prima di venire al lavoro mi sono detto: perché non ti fai un tampone rapido? Io sono pauroso e quindi ho paura, rispetto anche agli altri, tamponi rapidi della regione che li abbiamo noi, quindi faccio il tampone rapido così, perché avevo del tempo, prima del tempo per andare al lavoro, lo vedo positivo, lo rifaccio positivo, lo faccio fare a mia moglie, negativa, che siamo andati all'ospedale, ero risultato positivo. Mi hanno fatto fare il monoclonale un giorno dopo e 10 giorni dopo, e io 10 giorni dopo ero negativizzato e non ho avuto nessuna conseguenza. Quindi le dico questo per dire 2 cose: uno, che i tamponi fai da te, che tanto sono bistrattati, nel mio caso, nel caso della mia famiglia e degli amici, hanno funzionato alla perfezione, e 2, che col monoclonale sono guarito rapidamente, e questo passaggio ho visto amici invece che sono ricoverati e che non hanno avuto il vaccino, non hanno fatto altre cose. Questo per dare sostanza al suo ragionamento, quindi davvero è stata una cosa importante. Senta Presidente, diventerà zona gialla il Veneto secondo lei? Perché ieri nella sua conferenza un po' ci ha fatto capire che diventeremo zona gialla fra poco. Le faccio questa domanda perché alla sua affermazione di ieri ci sono arrivate, non ancora, però questa mattina stiamo facendo delle interviste, abbiamo fatto delle interviste in centro della città, sono arrivate ovviamente le richieste: ma come io al ristorante ho prenotato per Natale, bisogna dividere per 4 posti, non mi disdicono se diventiamo zona gialla, i teatri che erano pieni bisogna dimezzarli. Ecco, si può evitare di diventare zona gialla secondo lei, o proprio ormai siamo lì che diventeremo zona gialla? Dall'espressione io ho l'obbligo di dire la verità e di dire come stanno le cose. Allora, per andare in zona gialla ci vogliono 3 parametri che vengano superati. Il primo è già superato: l'incidenza, cioè il numero di contagiati su 100.000 abitanti a settimana. È 150 il parametro da superare ed è superato. Il secondo, numero di ospedalizzati, cioè percentuale di ospedalizzati in area non critica, cioè in corsia. Bisogna superare il 15% della capacità di ospedalizzazione, noi oggi siamo al 7%. Terzo parametro, percentuale di occupazione in terapia intensiva, bisogna superare il 10%, noi siamo all'8%. Verosimilmente cosa accadrà? Accadrà che la prossima settimana anche il secondo parametro, dopo quello dell'incidenza, avremo superato anche quello delle terapie intensive e si arriverà al 10% la prossima settimana. Ci resterà come ancora di salvezza l'occupazione in area non critica, essendo oggi al 7, prima che arrivi al 15 immagino che ci vorranno un paio di settimane, forse. Ma al giallo, se non si arresta il processo, è inevitabile che ci arriveremo. Ma non c'è possibilità, Presidente, che si arresti un attimino, perché tutti i dati ci danno dati preoccupanti, però per esempio c'è, come dicevo, Bassetti dice: ma non preoccupati, passeremo un buon Natale perché il vaccino ha aiutato. Ecco, non c'è che succeda qualcosa di miracoloso, che questo trend invece che tutti danno in previsione che si alzi, si fermi quantomeno? Io direi che noi ovviamente speriamo che si arresti questo trend, però è pur vero, direttore, che la preoccupazione è grande. E sicuramente un lato come si può dire, di raggio di sole c'è, non volevo dire di positività, ma faccio confusione se dico così. Un minimo di raggio di sole c'è, rappresentato dal fatto che i vaccini ci danno oggi un'ospedalizzazione che è un quarto rispetto a quella che dovremmo avere. Cioè, per capirci, se oggi non avessimo i vaccini, il Veneto sarebbe già chiuso.
Cioè, se qualcuno ancora non l'ha capito, se oggi non avessimo i vaccini, il Veneto sarebbe già chiuso. Perché? Perché avremmo già oltre 2000 persone in ospedale, avremmo già superato le occupazioni in terapia intensiva e in zona non critica, avremmo superato sicuramente la zona arancione e saremmo, se non nella zona rossa, a ridosso della zona rossa. Ricordo che la zona rossa prevede la chiusura di tutto, si va solo a lavorare in ospedale, c'è l'estrema necessità. Però insomma io sono anche fiducioso perché oggettivamente un cambio di scenario, abbiamo ancora un mese davanti, insomma una ventina di giorni davanti e una remissione del contagio è assolutamente possibile. Dobbiamo però anche noi metterci un po' di impegno e evitare di fare i fenomeni, perché a me capita di vedere sempre più spesso che ci sono ovviamente cittadini che vivono come non ci fosse un domani. Allora è vero che in zona bianca la mascherina all'aperto non si deve portare, però è altrettanto vero che più che fare una legge per la mascherina, io ne farei una per il buon senso. Abbiamo visto prima delle immagini delle manifestazioni. Se sei in una manifestazione che sia per protestare per il Green Pass o per andare a fare lo spritz o per una manifestazione, una sagra o altre robe, davanti a quell'assembramento il buon senso ti dice mi metto la mascherina. Se non te la metti c'è sempre il rischio anche, vedi, in questi cortei, se uno porta la mascherina il corteo riesce a fare lo stesso e si mette anche in sicurezza. Del resto noi contagi da manifestazioni da cortei ne abbiamo, c'è poco da dire. Ecco, in virtù di tutto questo, dal 6 è in vigore Super Green Pass, sarà di aiuto, Presidente? Ma guardi, d'aiuto, è una misura che come governatori sulla quale abbiamo discusso. C'è da dire che ad esempio noi abbiamo scongiurato l'applicazione del Super Green Pass sotto i 12 anni. Dall'altro c'è anche da dire che gli obiettivi sono due, quello sanitario, della salute dei cittadini e del non chiudere, perché ricordo che il Super Green Pass, se dovesse accadere, ci permetterà in zona arancione di tenere aperta, perché altrimenti la zona arancione che è dopodomani, perché arrivata la gialla arriva subito l'arancione, significa chiusura dei confini comunali, significa chiusura di bar, ristoranti e altre attività. Il Super Green Pass ci permette di dire resteranno aperte per coloro che hanno il Super Green Pass. No, certo, perché c'è una preoccupazione appunto di chi ha locali, di chi ha attività ovviamente dove la riduzione dell'entrata sta preoccupando molto, perché ripeto, nella sua conferenza di ieri ha fatto capire che ci sono moltissime probabilità. Lei è stato corretto, però ha fatto preoccupare molti imprenditori che ciò accada rapidamente, quindi tutte le prenotazioni che hanno già detto per Natale, per Capodanno e per tant'altro andranno in malora. Ecco, allora sono preoccupati. Io mi auguro che ciò non accada e che ci sia un'inversione di tendenza, insomma. Guardi, io penso che il senso del mio punto stampa sia quello di dire come stanno le cose. L'ho fatto per oltre 500 giornate consecutive e non c'è altro da aggiungere, nel senso che ai cittadini va raccontata la verità, l'abbiamo sempre raccontata la verità e in questa fase siamo in una fase cruciale. Ci mettiamo anima e corpo per le vaccinazioni, che sono l'unica ancora di salvezza, assieme ai monoclonali. Fra l'altro diciamo che il Veneto, proprio per l'investimento che ha fatto, utilizza metà dei monoclonali che vengono utilizzati a livello nazionale. I monoclonali, per capirci, sono gli anticorpi che sono stati somministrati a Trump allora, no? Allora costava €1.000.000 la somministrazione, adesso insomma mi sembra che costino 800 euro, 1000 euro a somministrazione, però salvano le vite, però ci permettono di non avere ospedalizzazione. Pensi che ad oggi tra tutti i monoclonali somministrati abbiamo avuto solo 4 o 5 ricoveri a fronte di migliaia di monoclonali somministrati. Questo insomma è un bel segnale. Dopodiché l'aiuto che va chiesto ai cittadini è quello di portare la mascherina, evitare gli assembramenti, cercare di non dire, ecco un'altra roba, cercare di non dire non preoccuparti, sono vaccinato, che non vuol dire niente sta frase, perché il vaccinato può essere vettore dell'infezione e non avere sintomi. Il vaccinato potrebbe infettarsi, ma il suo vaccino gli permetterà di non finire in ospedale, comunque di avere sintomi diciamo lievi, ma comunque il vaccinato fa sempre parte di coloro che devono comunque proteggersi. Va bene, allora adesso andiamo in pubblicità, Presidente, poi faremo una seconda parte, racconteremo il suo libro e tante altre belle cose magari ai nostri telespettatori del Veneto sconosciute. Rimanete con noi tra poco.